piegati in due, come mendicanti sotto i sacchi, con le ginocchia che si toccano, tossendo come le streghe, maledicevamo attraverso fango, fino ai bagliori spaventosi, ci voltammo indietro e verso il nostro distante accampamento iniziammo a trascinarci. Gli uomini marciavano addormentati, molti avevano perso i loro stivali. Avanzavano zoppicando, calzati di sangue. Tutti camminavano zoppi, tutti ciechi, ubriachi di fatica, sordi persino ai sibili delle stanche, lontane granate 5-9 che cadevano indietro. Gas, gas, rapidi ragazzi! Un brancolare frenetico, indossando i goffi elmetti appena in tempo. Ma qualcuno ancora gridava e inciampava e si dimenava, come un uomo nel fuoco ma nella calcierina. Pallidi, attraverso i vetri appannati delle maschere antigas e la luce verde spessa, come sotto un mare verde, l'ho visto annegare. In tutti i miei sogni, davanti al mio sguardo impotente, si precipita verso di me, barcollando, soffocando, annegando. Se in certi affannosi sogni potessi anche percorrere dietro il vagone in cui lo gettammo e guardare gli occhi bianchi contorcersi il suo viso pendente come il malato del diavolo del peccato, se poteste sentire ad ogni scossa il sangue gorgogliante venuto dai polmoni intaccati dal gas, ripugnante come il cancro, amaro come il buono, delle piaghe aperte ed incurabili sulle persone innocenti, amico mio, non diresti con così grande entusiasmo ai bambini ardenti per una gloria disperata la vecchia bugia. È dolce ed onorevole morire per la patria. Ciao nonna! Ciao figliuola! Torni ora da scuola? Eh sì, Com'è andata oggi? hanno spiegato le solite cose, ma un argomento è stato molto interessante, quello che ci ha spiegato il professore di storia. Non dirmi che ti piace la storia. E di quale fatto vi ha parlato il vostro professore? Ma di un argomento che non avevo mai sentito, ma mi è subito interessato perché abbiamo parlato di donne. Beh, lo credo. Nella storia si parla di regine, imperatrici. No, abbiamo parlato di donne comuni, operaie, massaie, contadine, ma che hanno fatto la storia. Sì, figliuola. Ci sono state donne che hanno combattuto a loro modo, senza le armi, ma con la forza e l'ardore. La comunità cotta come le mani, sa che ne sai qualcosa. Sì, è una storia
storia di tanti anni fa, che sui libri non trovi, di quando avevo su per giù la tua età. E come te sognavo, guardavo avanti nella vita, ma arrivò la guerra e i sogni si persero per molti anni. Davvero, nonna, raccontami, dai. Legga, tenente. Purtroppo va male, non riusciamo più a raggiungere il fronte in tempi adeguati. Qui il comandante dice che manca di tutto: le munizioni, le vettovaglie, persino le uniformi. Siamo continuamente sotto tiro dalle artiglierie nemiche e come se non bastasse si è aggiunta la neve e noi dalle retrovie non abbiamo più né uomini né mezzi disponibili. Dovremmo trovare una soluzione il più presto possibile. Non possiamo abbandonare i nostri uomini senza mandare rifornimenti. Sì, ma come trovare una soluzione? Stiamo andando male e se va avanti così rischiamo di perdere la vita di molti soldati e anche le posizioni. Beh, io signor capitano, se posso suggerire... Dica, non stia a perdere tempo! Da un po' di tempo pensavo che potremmo servirci della popolazione locale, almeno per compiti di sostegno alle truppe. Ha un bel dire lei, popolazione locale. Ha visto cos'è rimasto? Non sono rimasti che anziani, bambini e le donne. Che aiuto ci possono dare, su via? Eppure nel nostro caso potrebbero essere utili. Loro conoscono tutti i sentieri che portano in quota, i boschi e ogni angolo di questa terra meglio delle nostre mappe. Si potrebbe provare. Che cosa si potrebbe provare, tenente? A mandare su dei vecchi? A mandare su dei bambini? O peggio, a mandare su delle donne? E allora potremmo chiedere che cosa ne pensano. La popolazione locale si sente molto solidale con noi. Dopotutto lassù a combattere ci sono anche i loro figli. Ne potremmo parlare con il prevosto. Sembra che abbia un tocco ascendente. Ah, il prevosto, pure lui ci mancava. Quello non pensa altro che al carico di legno che abbiamo requisito. Senta, tenente, faccia come le aggrada. Chiedere non costa nulla, poi vedremo da farsi. Io, nel frattempo, interesserò il comando di brigata, perché spero proprio che loro una soluzione la trovino. Agli ordini, capitano. Stasera stessa contatterò il prevosto. Sembra una persona ragionevole e disponibile al dialogo. Vediamo e speriamo.
Beh, siamo qui. Di patate e farina ne abbiamo un po' noi. Aiutiamoci, no? La Vittoria anche che un po' di latte ce lo darà. Oh, se padetiamo di guarda, il latte non mancherà di certo. La nina che vende cose qua in vitellino e costa come un baule. Sanno male che cresceranno bene. Speriamo che faccia latte per tirarlo su, lui e noi. Io penso ai nostri bambini che non hanno più niente da mangiare. Di questi tempi non riusciamo neanche più a raccogliere il fiero. E le vacche, senza il fiero, il latte, come lo fanno? Ho sentito sulla Malga, proprio stamattina, che hanno bruciato tutto. Dicono delle granate sparate male. Sparate male? Perché? Ci sono anche le granate sparate bene. Te, sempre pronta a fare il furto. Questa maledetta guerra non guarda in faccia a nessuno. Ci ha portato via i soldati e adesso ci porta via le bestie e il raccolto. E noi siamo qui a lavorare, da sole, senza niente. E che cosa ci resterà poi? Io potete leggere tanti libri. I libri non c'entrano nulla, perché qui, da quello che si sente, le cose non fanno che peggiorare di giorno in giorno, e per quei poveri uomini lassù è sempre più dura. Ho sentito che i comandi stanno cercando gente che aiuti a portare su beveri in montagna. Ah sì, e la gente siamo noi, perché i nostri uomini, i nostri figli si sono presi re. Noi abbiamo già le spalle cariche di lavoro e di preoccupazioni. Oggi in chiesa si parlava di Antonio, il figlio del Beppe e dell'Agostina. Sì, io sentio. Ah, poverino. Come faranno senza le sue braccia a andare avanti tanto? Poverino lui che è morto, altro che i campi, li stanno mandando tutti al macello i nostri poveri giovani. Già, te hai pensato Gaspare, ma non è un privilegiato infurire dietro le linee. Perché adesso è colpa sua se ha fatto le scuole alte, mica tutti possono scrivere le carte come si deve. È vero, la gola si fa anche con le carte. Mio cugino di Veste che si è fatto la giornata, si è fatto un po' di gradi e adesso è nei comandi dello Stato Maggiore. Voi parlate tutti dei vostri morosi, dei parenti. Pensate a voi, ma tutti gli altri poveretti che sono in trincea, in mezzo al fango e alle granate, che non hanno più un tozzo di pane per sfamarsi un po'. Ah, quindi, chi ci pensa? Sapete cosa vi dico? È arrivato il momento che anche noi donne mostriamo chi siamo, invece di stare qui a giacolare. Ma cosa vuoi che facciamo noi povere donne? Non basta preparare ai campi, alle bestie e ai fiori. Non basta restare tutte le notti con gli occhi aperti a pensare ai nostri mariti, se sono bene se li ha portati via una granata. Noi non possiamo fare altro, siamo sempre stati dietro gli uomini. Non è così che va la vita. Va così perché la lasciamo andare così, ma ora è il momento che anche noi donne mostriamo chi siamo, che possiamo aiutare
ragione. Per lo sforzo bellico, dicono. Ma io che freddo, porca loca. Ma va, che lei è fortunato, che ne tiene caldo la fede. Bada te con quella bocca di sconcezie, che il Padre Eterno te la farà scontare. Si sieda allora, si scaldi. Allora, donne, avete sentito i cannoni prima? Martellano tutto il giorno e adesso anche la notte. Chissà quando la finirà sta storia, che il buon Dio ci guardi con un buon occhio di riguardo. Il buon Dio dovrebbe mettere un occhio anche per quelli che l'hanno voluta sta maledetta guerra. Te sei troppo intemperante, figlio. La bocca parla, ma è la testa che ragiona. E che ragiona la tua testa? La lasci stare, Don Adelmo, non le dia retta. La Mariella è fatta così. Ecco, se dico che anche noi donne dobbiamo aiutare quei poveretti in trincea, mi rispondo che sono fatta così. Allora, devo stare zitto. Buono, sempre dire signor sì, signor parola. Ah, Maria, tu hai buon cuore. È vero che voi donne potete fare qualcosa per quei giovani lassù. Proprio per questo sono venuto qui stasera. Oh, che novità nipote, Don Adelmo. Una novità che vi dà il comando. Insomma, sono in difficoltà con i collegamenti per le trincee. Non sanno più come fare arrivare i viveri, i rifornimenti. Gli austriaci bombardano giorno e notte le strade, i sentieri. I nostri mezzi non riescono più a salire. Insomma, il capitano Migliacci, che è un bravo uomo, mi ha chiesto, per mezzo di un suo tenente suo subordinato, se qualcuno di voi è disposto a dare una mano. Aspettate un secondo, ma ricordatevi che comunque quel capitano è quello che pure mi ha sequestrato la legna. Ma noi poverette, che mano che dobbiamo dare? Abbiamo il lavoro fin sopra i capelli, la casa, le bestie, i fioli e adesso ci tocca pure aiutare i soldati? Questa maledetta guerra l'ha voluta loro, mica noi. Ma dicono che sono disposti a darmi la paga. Insomma, delle lire che di questi tempi non costano mica. E no, signor Prevosto, noi non siamo buoni solo per fare figli che poi gli altri ci portano via per mandarli a morire in trincea. E così, adesso chiedono aiuto. Ah, figliole, voi che siete così giovani, almeno stavolta, date ascolto a Maria, va? Don Adelmo, io accetto, e lo dico anche a voi altri. Noi donne possiamo aiutare portando sul cibo quei ragazzi, muoiono di fame oltre che per il genio. Passiamo dai sentieri ai boschi per i mulattieri, quindi siamo meno visibili. Inoltre possiamo portare medicine per chi curino i feriti. Abbiamo le gambe buone, abbiamo le germe e conosciamo ogni sentiero di questa montagna, perché la montagna è la nostra casa, come questa qui dove stiamo al caldo. E come che dice Don Adelmo, qualche lira in tasca, pan del cielo. Allora, l'idea è diventosa, è un'impresa rischiosa, ma se siete disposti ne avrete gran merito. Io, darmi fidanzato, anche io lo voglio venire. Pure io, anche se il fidanzato non ce l'ho, ma fa niente. Va, anche prima o poi lo trovi un poveretto che ti prende, ma deve essere ben disperato. Allora riferirò al capitano di comando. È un uomo devoto, un milanese che prima della guerra insegnava all'università. Peccato che sia quello che aveva sequestrato la legna. Non fa niente. Anche i preti adesso vogliono cambiare il mondo. Ma per noi donne resta tutto uguale. Va, andate anche voi a farvi ammazzare dagli austriaci. E così qui non resterà nessuno.
5 e mi raccomando, portate una via Trevelli con sufficienti cariche che ne hanno bisogno come il pane. Dimenticavo, qui c'è il dispaccio del colonnello per l'attacco di domani. Dia il comandante lassù di animare gli uomini, intesi? E distribuite nel cordiale, che dia un po' sui cuori. Comandi, signor capitano. Bene, adesso va e sta attento a non farti accoppare, eh? Sì, signor capitano. Comandi. Mi scusi, signor capitano? Sì. Di là c'è un prete che vuole conferire con lei. Ma sì, Donatello, fa passare. Sarà qui a reclamare il suo carico di legna. Sia lodato Gesù Cristo! Sì, va bene, va bene, va bene. Ma non sia così aspro, capitano, con il nostro signor Salvatore. Sì, ma c'è poco da essere allegri da come stanno andando le cose. Ogni giorno è un massacro. Non facciamo altro che perdere il territorio. Il vostro Padre Eterno non vede. Bisogna aver fede nella provvidenza, pregare. Pregare. Immagino che lei sia venuto qui per pregare e di vedere il suo carico di legna. Se fosse possibile non me ne dispiacerei, ma in realtà sarei venuto qui per un'altra questione. Dica allora, che aspetta? La proposta di cui aveva parlato il tenente. Insomma, ho parlato con le donne e pare che la maggior parte di loro siano disposte, almeno le più giovani. Ah, vedo che lei ha un certo ascendente sulle donne. Si tratta delle donne di Cleoris. Le mie parrocchiali sono molto devote e soprattutto decise, nonostante il grande carico di incombenza a cui sono sottoposte in questo periodo. Sa, è tutto sulle loro spalle, anche il lavoro che prima era degli uomini. No, le donne di Cleto? Non ho capito, può ripetere, scusa. Cleoris, un paesino sul torrente Burto, un paio di anni. Ecco qua. E sentiamo, che cosa vogliono queste donne in cambio dell'aiuto che chiediamo? Per offrirsi come portatrici, per rifornire di vetuari, magari le munizioni, le trincee che abbiamo lasciato. Insomma, ho detto loro che sarebbero state pagate. Beh, ma questo non sarà un problema, piuttosto hanno idea queste donne di che cosa significhi salire in trincea? Lo sanno che ogni cloda, ogni porra, ogni singolo albero può nascondere un cecchino austriaco. E poi il carico non è il Fiorellini. Queste donne hanno idea, lei ha idea di quanto pesino le munizioni? O pensano di andare a fare una passeggiata per i boschi? Signor capitano, queste donne conoscono tutti i sentieri e i boschi di montagna come le loro tasche, ma mi creda, non ci sono mai andate per fare delle passeggiate. Sono donne dalle spalle robuste, abituate a portare la gerla. Che mi creda, altro che il peso delle munizioni. Sono da sempre abituate alla fatica nei campi. E hanno le gambe salde come tronchi di quercia. E lei, se posso. E vabbè, bene, è capitano. Già che mi stava dando del tenente un po' offensivo, devo dire. Scusi. Comunque sa di dove sono io, di Milano. Ecco, queste donne non sono come quelle di città che conosce lei. Non sanno che cosa sono i gioielli o i bei vestiti. Conoscono da secoli solo e soltanto il lavoro nei campi, in casa, ad accudire i mariti, tirar su i figli, il sudore ogni giorno. Ma sono donne che dormono con la fatica, perché convivono con la fatica, fin dalla nascita. Giusto perché lei, Don Adelmo, è un uomo retto e soprattutto perché non è venuto qui per perorare la causa della sua legna, mandano in quel posto Cleodis, o come si chiama, un ufficiale o qualcuno, forse il tenente che vuole a sto punto, per sentire queste donne. Ammetto, l'idea è stata del tenente, ma non mi dispiace, potrebbe liberare qualche altro soldato per altri comandi. Via. Ah, però, sa, se mi facesse avere un paio di sacchi, di carichi, insomma, di legna bella secca, sa, darebbe un po' di conforto a quei tre poveretti che vengono in chiesa di questi tempi. Con voi prendi non c'è proprio modo di resistere. Va bene. Vi farò il carico, contento signor Pidocchio. Ora però se ne vada via, non la voglio più vedere.
Carlo Fossati, prima compagnia battaglione Saluzzo. Riposo, tenente. Venga qui, prenda la sedia. In nome del comando, vuole parlare? Quel che abbiamo da dire lo sa. Beh, signorina, essendo una situazione difficile... Signorina non è male. Ecco, un uomo che sa con quali uomini. Tase, guaccia e lascia parlare sul tuo figliolo. Va bene. Ecco, volevo dire che l'aver accettato di aiutare l'esercito è lodevole e manifesta l'amore che portate alla patria. Non dovete ringraziare il tenente. Siamo tutti nella stessa barca, allora rendiamo. Quei ragazzi hanno bisogno di nostro appoggio. Certo. Aiutare i ragazzi è anche quello amor di patria. Dopotutto lassù a combattere c'è la nostra gioventù, la gioventù di tutta l'Italia che si sacrifica per la causa. Lei dov'è, tenente? Vengo anch'io dalla montagna, da Cuneo, so che cosa vuol dire. Ed è proprio per questo, proprio perché qui tutti sappiamo cos'è la montagna. Parla a voi donne che la vostra è una strampalata e per pochi sgherri. Portare munizioni in trincea non è come andare a raccogliere il fieno o come portare le vacche al pascolo o come accudire i nostri fiori. È pericoloso, ostia! Sti austriaci sparano come dannati. Pensate a cosa state facendo. Queste donne hanno un coraggio che nemmeno molti uomini hanno. Che già che le giacche della guerra lascia agli altri. Tas! E se non fosse per questa gamba sghemba, a quest'ora io sarei là per gli altri. Io non ho paura di morire. Ah, per l'amor di Dio, figlioli, non animiamoci. Qui siamo tutti dalla stessa parte e ognuno, per quel che può, cerca di fare la sua. Ben detto, e ora è il momento che anche noi donne facciamo la nostra di parte. Bene, vedo che siete decise. Allora vi informo che il capitano Migliacci ha deciso di approvare questa impresa. Un tentativo però, per ora. Vediamo come va e se c'è troppo pericolo. In quante sareste disposti a correre il rischio? Io! Anch'io sono con loro, anche se le gambe sono vecchie, posso sempre dare una mano se ce n'è bisogno. Con il mio carretto posso portare munizioni e viveri dal comando fin qui. Perfetto, riferirò. Tempo di organizzare i carichi e potrete cominciare con la vostra missione. Allora che il buon Dio vi assista con un occhio di riguardo.
Lo sforzo bellico che voi. La vogliamo vincere questa guerra e mandare a casa gli austriaci. E allora dobbiamo dare all'esercito. Fosse da dare solo questa roba qua, ma l'esercito vuole altro. È un sacrificio che dobbiamo compiere tutti e credo che voi siate proprio qui per questo. Sì, anche noi vogliamo dare il nostro contributo. Noi donne non siamo da meno degli uomini. Bene, vedo che siete già arrivate. Da oggi questa qui sarà un po' come la vostra seconda casa, i magazzini del genio. È da qui che preleverete i rifornimenti di cibo e di munizioni da portare su in trincea. Quindi, siete ancora persuase? Se siamo qui, perché chiederlo ancora? Fuori abbiamo le nostre gente che aspettano e là in montagna ci sono altri che aspettano di più, allora basta parlare. L'hai sentita? Cominciamo a caricare. Forza ragazzi, che queste donne hanno fretta di assaggiare cos'è la guerra. Sarà un'impresa ardua e rischiosa, lo sapete, ma vi auguro di portare a termine la vostra missione nel migliore dei modi e che Dio vi benedica per la vostra volontà. Siamo tutti nella stessa barca, allora remiamo. Quei ragazzi hanno bisogno e noi siamo pronti. Vi sarà corrisposto un'era e mezza al viaggio e poi vi verranno consegnati i libretti su cui segnare le presenze e i viaggi che farete, oltre ai bracciali con l'appartenenza al battaglione, il nostro. Nel caso che ci accoppano... No Maria, no, siete troppo preziose per il ruolo che vi proponete, poi siete donne davvero in gamba. Veramente vi meritate molto, molto di più di quel che avete e magari un giorno... Sì, forse un giorno essere donna sarà meglio di adesso. In questo paese non si guarderà noi donne con disprezzo, ma con fiducia e riconoscenza. Forse è un giorno ancora troppo lontano, o forse è solo un sogno. Maria, per me e per tanti di questi soldati quel giorno è già arrivato. State certo voi e le vostre compagne. Davvero, non so come ringraziarvi. Bene, allora siamo pronte. Il percorso della volontaria lo conosciamo. Saremo lì entro sera. Allora, tenenti, che Dio ce la mandi buona.
così è meglio portare giù il fieno dagli alpeggi. Ma le gambe le abbiamo buone. Dai ragazze, dimostriamo che cosa siamo in grado di fare, così che non diranno che è meglio per noi stare nella stalla o in cucina a far la maglia. Ci riposeremo una volta arrivati. La cima è là. Prendiamo il sentiero fuori dal bosco che scende giù nella valle e poi risale sul fianco destro della montagna, dove c'è la maglia, ed è la parte più riparata da costoni di roccia. Se va bene con noi che non incontriamo fucilati. Ma siamo sicuri che non ci siano dei cecchini? Ho sentito che si nascondono ovunque, come dei fantasmi. I fantasmi non ci sono. Ci sono uomini da una parte o dall'altra che hanno solo l'ordine di uccidere più che possono e noi ci siamo finiti degli fino al collo. È stata una nostra scelta. È arrivato il momento che anche noi donne mostriamo chi siamo, che non dobbiamo sempre piegare la testa. Aiutiamo quei poveri figliuoli, pensando che siano i nostri figli, i nostri fratelli e i nostri mariti, e che solo insieme costruiremo un mondo migliore di questo. Troppo basso. Mi scusi, signor capitano, ci sono delle donne che vengono dalla valle che portano delle gerle? Sì. Bene, mi è stato comunicato dal comando. Ordina alle sentinelle di farle passare. Sì, signor capitano. Benvenute, grazie. Grazie per il vostro coraggio e per l'aiuto che ci portate. Abbiamo viveri, pane, formaggio e anche della grappa, che non guasta. Avete ragione, ma temo siate capitati in un momento un po' critico. Capite che cosa intendo? Che Dio ci protegga. Ho pensato di portare per le cose grandi qualche maglia, solo di mio fratello, ma lui ora sa dove a combattere. Abbiamo preoccupato, magari ha fuggire. Siete una donna del cuore grande, non so come ringraziarvi. Questi ragazzi hanno bisogno anche di questo, come il pane. Allora la prossima volta che saliamo possiamo portare altri vestiti.
Beh, se per voi non è un problema, potreste portare giù delle divise e degli indumenti da lavare e rassettare e poi riportarle ai nostri soldati. Qui, oltre a combattere contro il nemico, combattiamo anche contro i pidocchi e la sporcizia. Vedete dove ci troviamo. Lo faremo con piacere. Noi siamo abituati a lavare, rammendare e stirare. Almeno ora lo faremo pensando di portare un po' di conforto a questi ragazzi. Grazie. Donne come voi faranno grande il nostro paese e ve ne renderemo meglio. Possiamo dare una mano anche con i feriti mentre siamo qui. Non mi sembra il momento di scendere giù per la monarchiera con tutte queste cavolate. Che ne dice, signor capitano? Va bene, ma state a riparo. Le vostre vite sono troppo preziose per il bene che portano all'anima. Io se vivo un'ostetrica in paese, un po' di pratica e medicamenti ce l'ho. Beh, non mi sembra proprio lo stesso tipo di medicamento, ma se dite di avere una certa pratica, allora dai, vediamo. Sono sicuro che ci sarete utili anche in questo. Che Dio vi Dai, vieni qui, dacci delle bende dell'alcol. Dai, cerchiamo di salvare questi poveri giovani. Come ti chiami, soldato? Mi chiamo Giuseppe, ma tutti mi chiamano Pino. Te bella, come ti chiami? Io mi chiamo Maria. Maria, come la mia mamma. E da quanto non la senti tua mamma, Pino? Da tanto, tanto. E non le scrivi? A me mica piaceva la scuola. E poi io ho fatto il tranviere, mica lo scrittore. Se vuoi, mi posso scrivere io una lettera? Tu sai scrivere? Sì. Ecco, allora scrivi come ti dico. Ecco, ti scrivo ora, mamma, per mano di un angelo, mentre le bombe tacciono e non si sente il fischio dei proiettili sopra la testa. Tutto tace, mamma, ma io ho paura. La paura mi stringe la gola. Ti penso sempre, mamma. Il tuo sorriso è sempre la mia mente, che anche in questo inferno è la mia forza. Ricordo anche il tuo amore e quello della nostra gente. Mamma, so quale sarà il mio destino. Non comprendo tutte queste morti. Non capisco perché gli uomini si uccidono a vicenda per un pezzo di terra. Non so se la mia vita e quella dei miei compagni servirà mai a qualcosa. Se tutto questo sangue che si mescola alle lacrime un giorno potrà farmi nascere dei fiori per far capire quanta sofferenza ho vissuto e quanta disperazione ha distrutto i miei sogni di ragazzo che vede la sua vita spazzata via così miseramente. Ecco, ora io vado, mamma, e prego come tu mi hai insegnato. Non so se vedrò arrivare domani, ma ti lascio con questa preghiera e finché ho un po' di voce racconta al mondo che tuo figlio è morto insieme a tanti, tanti altri, così che altri giorni possano vivere in pace.
della vostra impresa sempre diffusa in tutto il comando e anche in altri settori del fronte. Inoltre abbiamo saputo che altre donne provenienti da altri paesi, da altre valli, si stanno offrendo come voi per aiutare i soldati. È straordinario, io veramente non so come ringraziarvi. Non dovete ringraziare, tenente. Noi donne cerchiamo di fare solo ciò che riteniamo giusto. Insieme possiamo rendere questa maledetta guerra un po' meno pesante per tutti. Non è giusto che solo voi uomini andiate in trincea a combattere. Anche noi donne abbiamo dei doveri. Avete ragione, Maria. Insieme ricostruiremo il nostro paese in una società più libera e giusta, aperta alla porta di tutti. Noi donne aspettiamo di vederla veramente, questa società di cui parlate, di essere libere di manifestare il nostro pensiero, di mostrare la nostra indole e di non dover sottostare più a regole vecchie, di un passato che non ci appartiene più. Maria, voi avete veramente un grande coraggio. Sono ammirato dal vostro carattere. A volte il coraggio bisogna darselo. Noi siamo donne semplici, lavoratrici, abituate fin dall'infanzia alla fatica nei campi e ai lavori domestici. Conosciamo ogni angolo di questa montagna, le valli, le crode. La fatica e il coraggio non contano quando siamo alla propria terra e la gente che ci vive. Anche questi ragazzi che vengono da chissà dove per combattere in una terra di cui non sappiamo nemmeno l'esistenza. Anche loro sono come noi, figli della fatica e del lavoro quotidiano, per strappare alla terra un po' da vivere. Io oggi sono qui per morire. Noi donne non potevamo essere cieche, guardare dall'altra parte. Sai, Maria, io vengo dalle valli del Piemonte e sebbene appartenga a una famiglia abbastanza agiata che mi ha consentito di studiare, capisco la fatica di cui parlate. Avete studiato? Eh sì, a Torino. È una grande città e da prima ero un po' spaventato da come era abituato al silenzio delle mie valli, dei miei boschi. Lì invece c'era affollamento, campi sferragliano per le strade. Trama. Come sono? Dite un po'. Beh, sono come i treni, ma un po' più piccoli. In quanto rumore però non sono da meno. Io non ho mai visto nessun treno. Non abbiate a male. Un giorno, quando tutto questo sarà finito, vi ci porterò io a vedere il treno, se vorrete. Sì, Carlo. Con voi verrei in capo al mondo se me lo chiedeste. E un giorno te lo chiederò, Maria, danne certa. Però fino a quel momento ti supplico di non metterti in pericolo. Solo questo ti chiedo. Chi avete, Carlo? Ho detto qualcosa che vi rattrista? No, Maria, anzi, le vostre parole sono sempre di conforto. Purtroppo devo confessarvi che per ora posso solo farti delle promesse e non so nemmeno quando sarà la prossima volta in cui potremo vederci. Che cosa succede, Carlo? Proprio stamattina ho ricevuto dal comando l'ordine di salire in trincea a guidare un battaglione all'assalto delle fortificazioni nemiche. È un nido di mitragliatrici che sta da giorni mettendo vittime tra i nostri. È un'impresa rischiosa e dura e... No. Voi siete un uomo forte. Siete coraggioso, un buon soldato. Maria, ora che vi ho conosciuta vorrei rimanere, non abbandonarvi. Ma purtroppo il destino intende separarci. Vedrete però che ci rincontreremo. Torneremo a parlare come stasera, sotto il cielo stellato, di noi e del nostro futuro, se vorrete. Sì, Carlo. Sarò lieta di stare con voi sotto le stelle, di potervi amare. Tornate, Carlo, tornate.
Come lo sapete? Le voci corrono come il vento, figlia mia. Il premosto lo può dire? Sì, pare che le truppe austriache abbiano ricevuto all'ultimo momento dei rinforzi, proprio mentre i nostri soldati avevano guadagnato terreno. Sono stati presi alla sprovvista. Hanno resistito, ma alla fine... Non è possibile. Proprio ieri avevamo portato diverse munizioni e fucili. Era tutto organizzato nei minimi dettagli. Li ho visti scendere, eri sulla strada che viene giù dalla Maglia. C'era dato per raccogliere un po' di legna. Li ho visti scendere, con tutte brandelli, sporche di fame. Non sembravano più nemmeno dei cristiani. Ho sentito morti a dei centinaia. Dio mio, è un disastro. Ho sentito anche dire che Come è stato un errore del comando. Non si parla d'altro, anche tra i soldati. Inizialmente gli austriaci dovevano avere poche difese, soltanto le mitragliatrici. E invece erano nascosti a decine di cime, anche con i cannoni. L'artiglieria nemica ha preso le nostre spalle. Che Dio ci aiuti a finire questo inutile massacro, come dice nostra santità. Poveri figlioli. Pare che ne porteranno anche qui, giù da noi. Non sanno più dove ricoverare i feriti. Gli ospedali delle refugie sono pieni e per alcuni non si farebbe nemmeno più. Anche i cimiteri sono pieni. Maledetta guerra! Sergente, che nuove? Cerco Maria. Ho una lettera per lei, è da parte del tenente Fossati. Avrei tanto desiderato potervi incontrare in un altro luogo, magari in una sera stellata, ma ora non ho altro che buio attorno a me, solo il buio. Vi cureranno e sarete come prima. Sarete ancora il bel giovane che ho incontrato, grazie a Dio. Vedrete che guarirete. Voi siete un uomo forte, siete di roccia, più di noi portatrici, e la roccia non si rompe facilmente. Non basta le granate austriache. Oh Maria, le vostre parole sono sempre dolci, ma non sarà solamente voi questa volta. Non voglio guarire e non potervi più vedere, rimanere in questa notte per sempre, senza la luce dei vostri sguardi. Carlo, fidiamo in Dio, i vostri occhi torneranno a dissetarsi di luce e di colori. Sì, Maria, solo il vostro volto, le vostre pupille, il colore dei vostri capelli possono dare sollievo alla mia anima. Ma ora sento che la voce di Dio mi chiama. Avrei tanto voluto rimanere con voi, vivere con voi, stringere a me ogni sera, amarmi come non ho amato mai.
Anch'io vi amo, Carlo. E niente può spezzare l'amore, niente. Starò qui con voi. Parleremo, sogneremo la nostra notte stellata. Grazie, Maria. Si è capito il loro coraggio, la loro forza.
Purtroppo non tutti oggi godono dello stesso rispetto, ma quegli uomini che hanno incontrato le portatrici mai dimenticheranno il loro coraggio e la loro forza, e mai lo faranno i loro nipoti e i loro figli. Il tenente Fossati ha proprio un ragazzo valoroso. Erano tutti bei giovani, molti sono tornati, molti non ce l'hanno fatta, ma è nostro compito mantenerli vivi nella memoria, come io mantengo vivo quel volto sotto la notte stellata. Grazie, nonna Maia. Le portatrici cariche furono il primo e uno dei più significativi esempi dell'impegno delle donne nelle tristi vicende della nostra storia patria. L'esempio di come le donne, fino a quel momento relegate alla vita domestica e addirittura ritenute incapaci di svolgere compiti di rilievo nel lavoro, che non fosse la semplice manovalanza nelle campagne o nelle fabbriche che all'inizio del Novecento sorgevano nel nostro paese, abbiano invece saputo prendere decisioni forti e svolgere compiti di primo piano durante la guerra che coinvolse l'Italia dal 1915 al 1918. Un compito gravoso, irto di pericoli e difficoltà. Su circa 1500 donne in tutta la Carnia, molte furono ferite o persero la vita durante le missioni di supporto e sostegno ai soldati in trincea. Circa 223 portatrici di Timao e Cleulis furono colpite dai cecchini austriaci. Maria Miusero Livotto, ferita alla gamba sinistra nel febbraio del 1916. Maria Silverio Martz, ferita da scheggia di granata ad un braccio nell'agosto dello stesso anno. Rosalia Primis, colpita da una fucilata sul FAS durante un trasporto munizioni. Non dobbiamo dimenticare Maria Plotzner Pientil, colpita a morte il 15 febbraio 1916, divenuta il simbolo delle portatrici karmiche. Per loro valgano le parole del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1997 a Timao, durante la consegna della Croce di Vittorio Veneto alle superstiti. Ho portato la Croce di Cavaliere di Vittorio Veneto alle portatrici karmiche. Mi tremavano le mani nel momento in cui cercavo di sistemarla al petto di queste donne. L'ultima portatrice karmica è stata Galizia Angela Rovedo, nata a Beverchions il 13 settembre 1903. È morta a Bergamo il 23 novembre 2005, all'età di 102 anni. Altre donne, nel corso dell'altro tragico conflitto che ha coinvolto il nostro paese, diedero un forte contributo alla lotta per la libertà e la
Buonasera a tutti, unisco i ringraziamenti del Presidente Foni all'inizio della serata, grazie per la vostra partecipazione. Ora vi voglio presentare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, sono tutti ragazzi del triennio del nostro liceo scientifico con diritto Carlo Alberto, terza parte quinta superiore, e partirò dagli scenografi. Virginia Tierno, Sara Urbini, Vita avanti, non avete paura, Anchite Raul, Sara Masiero, Giulia Bonaventa, Sofia Croci, Maria Cerutti, passo ora a presentare il coro. Giacomo Maruzzo, Caterina Spinatelli, Filippo Paramento, Sofia Faccini, Alessia Zunini, Diana Degodato, Carola e il professoresse e il professore che mi hanno dato una mano nella realizzazione di questo spettacolo, le professoresse che hanno diretto il coro, Zelica Zuggi, Marina Fiori, il professore che ha guidato il laboratorio della realizzazione delle scenografie, il professor Nicolò Iacometti. Ora passiamo agli attori. Nella parte del soldato ferito e di Moschini, Federico Comito Quaglini. L'avete vista come corista, ma era anche come attrice Carla, nella parte di Carla Camileschi. Nella parte di Fernanda, e anche corista, Sofia Pietnova. Nella parte di Caterina, Nesrin Giù. Nella parte di Agata, Susanna Goretta. Nella parte di Adele, Miriam Zu. Nella parte di Don Adelmo, Maria Sonsogni. Nella parte da lettrice di Agnese e anche del coro, Giada Ghilarducci.
del soldato portaordini del capitano Calligaris Alberto Pistelli. Nella parte di Virginia, Giulia Onena Gubor. Nella parte della nipote e di Vittoria, Giulia Bonini. Nella parte del caporale, del furiere, di Bepi, del sergente Caputo, Luca Fusco. Nella parte del capitano Migliacci, Giovanni Tosini. Nella parte del tenente Fossati, Angelo Carlucci. Nella parte di Maria, Justin Singh. Vorrei chiamare qui sul palco la maestra Michela Fassi. Un grande applauso alla banda del Brasile Gagliardo. Grazie all'autore del dramma, professor Fabio Manzaretti. Un ringraziamento al sindaco e all'amministrazione del centro. Per chiudere questa serata con le tradizioni, gli spettacoli che facciamo in collaborazione con la Verde Azzurra, chiedo a tutti per favore di alzarvi in piedi perché adesso suoneremo l'Italia. E chiedo a uno dei ragazzi,